Mentre il resto d'Italia dorme, a Catania sta per iniziare un rituale sacro. E no, non è quello che pensi. Sono le 6 del mattino a Catania. Mentre la città ancora dorme, un rito antico si ripete. L'80% dei bar ha già alzato la saracinesca e le loro luci calde sono i primi fari nella penombra. È un risveglio che profuma di promesse. Ma non chiamateli semplici bar. Questi sono laboratori d'arte, santuari del gusto dove la notte si trasforma in giorno. Qui non si scartano confezioni comprate dai fornitori. Qui si crea da zero, con le mani immerse nella farina e il cuore nella tradizione. Ogni gesto è una poesia, ogni ingrediente una strofa. La ricotta, sempre freschissima, viene lavorata fino a diventare una nuvola. L'impasto lievita lentamente, con la pazienza che solo la passione conosce. E poi il profumo del lievito e dello zucchero si libera e invade le strade, si arrampica sui balconi, entra nelle case. È il buongiorno più dolce che la città possa dare. In questo tripudio di sapori dimenticate il classico cornetto. Per noi catanesi è quasi sempre l'ultima scelta, un ripiego gentile di fronte a un'abbondanza regale. La scena è dominata dalle vere regine della colazione, le raviole alla ricotta, fritte per i più audaci o al forno per chi cerca una carezza. Gli iris, scrigni di pasta brioche che esplodono di crema, e poi le bombe e le graffe, soffici e zuccherate, che si sciolgono in bocca. Ma il catanese ha un'anima complessa, un equilibrio da rispettare. Accanto allo zucchero deve esserci il sale. È una necessità, un bisogno quasi filosofico. Ed ecco che sul bancone arrivano le cipolline, con la loro sfoglia croccante che nasconde un cuore tenero. Le cartocciate, fumanti e filanti. E poi Sua Maestà l'arancino, che a Catania è maschio, imponente, un monumento al sapore. Un pezzo dolce e uno salato, un caffè. È colazione? È pranzo? No. È molto di più. È un rito, un momento di condivisione. È l'essenza stessa di una città che vive di contrasti e passioni. È Catania. Se sei arrivato fin qui e questa storia ti sta interessando, iscriviti al canale. Per te è gratis, ma per me è un aiuto concreto per continuare i miei progetti divulgativi. Ma quando il sole inizia a scaldare la pietra lavica, da marzo a ottobre, la magia cambia forma. L'aria si fa densa, quasi immobile, e il bisogno di un cornetto caldo lascia il posto a una sete diversa. Una ricerca di refrigerio che è quasi un rito collettivo. È un cambiamento che senti sulla pelle e nell'anima della città. E così arriva il latte di mandorla. Ma quello vero, quello autentico. La sua storia è antica, legata ai monasteri siciliani che per primi crearono i panetti. Blocchi puri di mandorle finemente macinate e zucchero. Si scioglie lentamente in acqua fredda, un processo paziente che libera un sapore che non ha niente a che vedere con quella roba triste del supermercato. È una bevanda nobile, un sorso di Sicilia. E il caffè? Non chiamatelo shakerato, per carità. Qui è una cerimonia. Il barista prepara 50, a volte 100 espressi all'alba, quando l'aria è ancora fresca. Uno dopo l'altro li cattura in piccole bottiglie di vetro ermetiche, come se stesse imbottigliando l'energia del mattino. Poi li nasconde in un letto di ghiaccio tritato, dove riposano e si trasformano. Quando lo ordini, il barista sceglie una bottiglia, la scuote con un gesto secco e vigoroso e ti versa un caffè ghiacciato che è pura potenza. La crema che si forma è densa, color nocciola, una promessa mantenuta. È un'esplosione di sapore che ti rimette al mondo, più di qualsiasi altra cosa. E per chi vuole il capolavoro c'è il tè freddo. Dimentica le polveri e gli sciroppi. Questo è un infuso vero, preparato con decine di bustine di tè nero lasciate a macerare per ore, fino a creare un concentrato scuro e profumato. Viene poi servito con una paletta di granita al limone siciliano, quella vera, aspra e dolce. Non è solo una bevanda, è l'abbraccio perfetto tra il freddo, l'amaro e il dolce. È l'estate siciliana in un bicchiere. La colazione a Catania non è un semplice pasto, è molto di più. È un atto d'amore profondo, un rituale che lega indissolubilmente la gente alla propria terra, ai propri sensi. È il profumo del caffè che si mescola a quello del mare,
È il calore di una brioche appena sfornata che ti scalda le mani e l'anima. È memoria che si rinnova ogni mattina, un filo invisibile che ci lega ai nonni, alle loro ricette segrete, a un'infanzia fatta di sapori autentici che nessuna distanza può cancellare. Ogni morso è un ritorno a casa. E adesso tocca a te. Chiudi gli occhi e pensa alla Sicilia. Che ricordi ti affiorano? Qual è il pezzo che ti fa battere il cuore? Forse la croccantezza di un arancino, la dolcezza cremosa di una raviola alla ricotta, o la semplicità di una granita al limone che rinfresca i pensieri. Cosa vorresti assaggiare? Proprio adesso, domani mattina? Raccontami la tua esperienza, il tuo desiderio, qui nei commenti. E se questo viaggio ti ha emozionato, condividilo con chi ha bisogno di un po' di questo calore siciliano. Fagli sentire il sapore della nostra terra,